Eccoci qua, siamo di nuovo insieme, ben arrivati qui con noi, siamo come sempre naturalmente in diretta con il nostro esperto. Ve lo presento subito. Fabio Incastrini, ben arrivato qui con noi, consigliere segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Padova. Buongiorno a tutti. Ben arrivato, grazie. E allora parliamo con il nostro esperto di un rapporto che a me è interessato, che lo stavo guardando anche ieri prima della trasmissione serale, che riguardava appunto anche il mondo del lavoro, dell'economia, come si sta muovendo, eccetera. Un rapporto che guarda con un occhio prospettico diverso quella che è la vecchia crisi, ma chiamiamola vecchia perché è sedimentata, quelle che sono anche le nuove emergenze, perché ci sono delle emergenze che stanno venendo fuori di volta in volta, e come delle possibili soluzioni, ma viste, come dicevo, con l'occhio prospettico del dottore commercialista, dell'esperto contabile, di chi tutto sommato tratta quotidianamente, o così almeno in linea di massima, le questioni e gli affari più intimi, più particolari, riservati di un'azienda, di un professionista, di un artigiano, di un commerciante, insomma colui che veramente ha in mano la situazione reale. Quindi non sono proiezioni, che dir si voglia, tendenziali o quant'altro, ma dati reali. E alla luce di questi vogliamo vedere lo spaccato della nostra realtà imprenditoriale o comunque professionale, per capire dove stiamo andando. Ci sono degli errori che le persone, che possono essere anche imprenditori, non imprenditori, professionisti, eccetera, stanno facendo, stanno commettendo. C'è lo stesso figura del commercialista che in qualche modo si deve svecchiare in un'ottica che dobbiamo tener conto, diventa sempre più internazionale, perché abbiamo visto che le nostre imprese, fine a se stesse, chiuse nel loro ambito, con i consumi interni che si stanno ammazzando il più possibile, con deliberato intento di farlo, non hanno prospettive, devono guardare oltre altri mercati, altre visioni, insomma, ma possono farlo in questa situazione. E allora vediamo che cosa emerge da questo rapporto che avete stilato, che avete presentato anche di recente. Sì, di recente appunto abbiamo presentato un report, che è un report periodico che tratta vari argomenti appunto legati all'economia e che nello specifico parla di imprese e di aggregazioni di imprese. Abbiamo ritenuto, come Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, di fare dei report periodici appunto per capire, per tastare il polso, diciamo così, ai colleghi commercialisti e quindi indirettamente alla platea estremamente ampia di aziende appunto che sono seguite da questi 1600 professionisti che operano nell'Ordine di Padova. Abbiamo quindi chiesto, non ci siamo limitati appunto evidentemente a parlare di crisi, che è un fenomeno ai noi noto e perdurante, ma abbiamo ritenuto di capire quali sono gli interventi che gli imprenditori, appunto, quindi i clienti del professionista, stanno facendo e intendono fare per superare questa situazione di difficoltà o eventuali situazioni di difficoltà, e che quindi vengono posti in essere, vengono applicati giorno per giorno appunto per superare queste difficoltà. Il risultato sostanzialmente è il seguente, ovvero vi è un intervento sicuramente importante sul personale. Questo perché in particolar modo in Italia il costo del personale è un costo molto elevato e quindi in momenti di difficoltà si cerca di intervenire appunto tagliando e riducendo il personale e ricorrendo ove possibile agli ammortizzatori sociali. Esatto, quindi le aziende in una situazione di difficoltà la prima cosa che fanno diciamo è riducono che il personale, intervengono sul personale, sì. Cioè, diciamo in senso buono intervengono, Nel agiscono senso che pesantemente sul personale. Certo, perché il 59% circa degli iscritti appunto che hanno risposto al questionario ha confermato che il primo intervento che viene fatto viene fatto sul personale. E io la fermo a questo punto. Prego. Qua. Ma è dal vostro punto, cioè non dal vostro, insomma, analizzando la situazione, è corretto questo primo step? È corretto fino in parte, nel senso che è un intervento che io ritengo sia molto doloroso anche per gli imprenditori stessi, perché in particolare nel nord-est c'è un'affezione e un legame che è storico con il proprio personale. Il personale è normalmente un personale specializzato, un personale di buon livello, e quindi non è un personale generico che quindi possa essere facilmente
facilmente sostituito, il che significa che una volta concluso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali dove possibile, cioè il personale viene meno, viene perso, viene rimesso nel mercato, e quindi un domani, una ipotesi come ovviamente ci aspettiamo e ci auguriamo tutti, di ripresa dell'economia, il personale potrebbe mancare, e quindi è una scelta spesso dolorosa e molto costosa, perché sappiamo perfettamente che formare del personale ha dei costi e dei tempi abbastanza lunghi. Bravissimo, io voglio chiedere anche a lei proprio questo, ma allora il lasciare a casa del personale, che poi normalmente appunto come dice lei è un personale formato, qualificato eccetera, però costa proprio perché formato, qualificato e ha magari quella certa età, e questo provoca tutta un'altra serie di ripercussioni e conseguenze sociali di cui non andiamo comunque a parlare, e il prendere magari nei momenti di emergenza, nei picchi, far ricorso all'interinale della situazione con personale non qualificato, non preparato né niente, perché dir si voglia non può esserlo, oppure giovanissimi sfruttati, perché li prendi con cifre bassissime proprio perché sperando di formarli eccetera, di ottenere chissà quali risultati, diventano persone frustrate e insoddisfatte, perché poi interpellati questi giovani che vengono fatti rivestire ruoli che pur di lavorare, che non sono così schizzinosi come dice la Fornero, esatto. Certo che no, anzi diciamo che si danno da fare nel cercare delle prospettive che sono ma chi resta legati a vecchi parametri, per carità, di docenza universitaria, vabbè, ha sempre questi schemi. E quindi tutto sommato è un male anche per l'azienda, perché dico certo ti costa meno, però il risultato per il cliente non è soddisfacente. Non è soddisfacente. Questo lo riscontrate quindi anche voi? Sì, lo riscontriamo anche noi. I problemi fondamentali sono probabilmente due, ovvero una certa rigidità in entrata, perché sappiamo che il mercato del lavoro in Italia è abbastanza rigido, e quindi questo comporta una difficoltà anche in entrata di poter avere del personale anche per un periodo di tempo limitato, e la riforma Fornero in questo senso direi che anzi ha ridotto le possibilità di avere una flessibilità in entrata. Perché il lavoro a progetto, sono stati dei vedetti che percorrono tot tempo. Sì, diciamo che ci sono stati degli abusi sicuramente di alcuni strumenti, questo però purtroppo penalizza gli imprenditori seri, e viceversa ritengo dovrebbero essere perseguiti gli imprenditori o i datori di lavoro che non rispettano le norme, ma incentivati coloro che hanno effettivamente bisogno di avere una certa flessibilità in entrata. Quindi c'è un duplice problema, un problema connesso alla flessibilità in entrata e una questione viceversa anche connessa, come sappiamo, al costo del personale, perché il costo del personale in Italia è estremamente elevato. Sappiamo che un dipendente che ha uno stipendio di 1.500 euro al mese costa all'azienda quasi 4.000 euro lordi, e quindi ci sono contributi, ritenute e quant'altro, e questo fa crescere a dismisura il costo del personale, e quindi l'azienda che si trova in difficoltà è costretta, con un calo del fatturato, un calo degli ordini, a fronte di una situazione economica generale, è costretta a ridurre il proprio personale, con poi dei sacrifici, dei problemi futuri che potrebbero addirittura aggravare la crisi, perché nel momento in cui ci si ritrova poi con viceversa una ripresa degli ordini non si è in condizioni di farvi fronte, perché evidentemente non ci sono, in tempi rapidi, perché è proprio la snellezza che viene richiesta da questa economia, da un'economia ormai globalizzata e da una competizione sempre più serrata e sempre più forte dei paesi esteri, dei paesi stranieri, che hanno dei meccanismi e un sistema amministrativo e anche giuridico, oltre che fiscale, molto più snello, molto più semplice se vogliamo del nostro, e che quindi permette anche una flessibilità delle aziende e una capacità di adattamento molto elevata, cosa che evidentemente noi in questo momento come paese e come nazione appunto non siamo in grado di garantire. Assolutamente. E poi se noi vogliamo puntare come Italia, visto che i costi nostri comunque sono quelli, anziché delocalizzare, adesso le chiederò, la domanda riguarda anche la delocalizzazione, se non abbiamo un prodotto di altissima qualità, perfetto, ineccepibile, dove non c'è un errore per essere proprio competitivi, perché bisogna essere competitivi non solo tra aziende del territorio, ma anche e soprattutto con aziende estere, se non lo facciamo bene perché non abbiamo la base che possa farlo bene, perché sono persone che magari devono apprendere in pochissimo tempo, sovraccaricati di lavoro, sottopagati, è inutile fare le nozze coi fichi secchi, no? Certo, no, diciamo che è necessario e sarà sempre più necessario appunto investire in prodotti di
qualità, investire in tecnologia. In Italia ritengo non possiamo pensare, ma questo è già da qualche decennio ormai che è noto agli economisti, e noi appunto come dottori commercialisti ci stiamo orientando sempre più a fare un'attività che sia di consulenza a livello economico oltre che giuridico più che fiscale, e quindi dicevo di orientarci verso prodotti di qualità, verso prodotti dove la tecnologia ha un peso importante, e quindi prodotti che siano di alta qualità, di alto livello, perché diversamente non possiamo competere, visti i costi del lavoro, i costi dell'energia, l'imposizione fiscale che è tra i paesi occidentali una delle più alte al mondo, eccetera, quindi per una serie di vari fattori non possiamo pensare di puntare su prodotti che siano o di bassa qualità o in cui sia necessaria un'elevata manodopera magari non specializzata. Quindi l'indirizzo dovrebbe essere quello di orientarci verso prodotti con un'elevata specializzazione, con un'elevata qualità e dove è richiesta appunto conseguentemente, come dicevamo, una manodopera molto specializzata e molto qualificata, che evidentemente va retribuita. Non possiamo pensare chiaramente di voler avere dei dipendenti che siano specializzati, che siano qualificati, e di non retribuirli. Quindi ci vuole un circolo virtuoso in questo senso, che interrompa questo meccanismo, se vogliamo, vizioso, che crea appunto dei problemi di competitività a livello globale, a livello Allora, estero. adesso abbiamo la pubblicità, quindi interrompiamo qualche secondo. Parliamo anche appunto di delocalizzazione. Va ancora di moda, non va di moda, tra virgolette, come moda, insomma, come tendenza. Certo. Abbiamo visto che gli italiani in genere, i veneti, non hanno propensione, grande desiderio, dopo esperienze di qualche anno fa verso paesi come la Romania e via dicendo, ad andare all'estero. Perché? Perché le maestranze qualificate o comunque direzioni responsabili in loco o le deporti, certo, proprio brutalmente detto così, è difficile crearle dove non c'è questo tipo di cultura di impresa, e quindi c'è il flop che è ineluttabile. Il ritorno poi in patria è costoso ed estremamente pesante. E allora che tipo di orientamento viene ad esserci? Perché comunque, lo ribadiamo sempre, gli allettamenti da paesi limitrofi, che non sono certamente la Romania di qualche anno fa, ma tutt'altro, sono molto interessanti. Certo. Vediamo l'orientamento dei vostri clienti, verso cosa volge. Andiamo prima in pubblicità. Allora, torniamo a noi. Sono contenti gli imprenditori che hanno portato all'estero le proprie sedi, hanno delocalizzato, continuano a farlo con grande entusiasmo, oppure no? Che cosa ne viene fuori? Alcuni sì e alcuni no, nel senso che ci sono degli imprenditori che hanno anche ottenuto dei buoni risultati, alcuni che si sono pentiti e hanno fatto marcia indietro con costi anche notevoli. Ci sono i grossi gruppi industriali che per una scelta quasi obbligata sono andati a delocalizzare all'estero in paesi dapprima vicini e poi sempre più lontani, e anche piccole e medie imprese che hanno fatto questo tentativo con dei risultati altalenanti, perché non sempre è così agevole poi produrre all'estero, perché comunque bisogna fare delle verifiche attente, verifiche di qualità, verifiche di prodotto, e non sempre i prodotti poi sono all'altezza o sono come ce li aspettiamo o come li vogliamo, e quindi questo ha dei costi notevoli, perché evidentemente poi ci si scontra con realtà molto diverse, con paesi molto diversi, culture diverse, e con anche delle problematiche di carattere pratico connesse alla distanza che non agevolano certamente questo tipo di scelte. E quindi tanti imprenditori, o comunque molti appunto, hanno fatto marcia indietro e sono ritornati a produrre in Italia pur con tutti i problemi. Ecco, ma voi che dovreste essere anche consulenti, no, certo, dell'imprenditore, se un'azienda magari di piccole dimensioni, perché quelle di grandi dimensioni hanno anche consigli di amministrazione che deliberano, eccetera. Alla luce della situazione attuale, un messaggio è arrivato che diceva uno dei problemi dell'Italia è la corruzione dei politici e della burocrazia, i burocrati che stanno anche dietro i politici, aggiungerei io, e poi le tasse altissime. Certo. E quindi questi sono due blocchi costanti, esatto, per cui a me viene da sorridere pensare chi vuole che aziende vengano nel nostro territorio, dico prima pensa a far sì che quelle che ci sono restino,
e certamente. poi a far venire altre che comunque ci portano via ricchezza, perché questo è un altro aspetto, ma tant'è. Voi dovreste essere appunto anche consulenti, a una piccola impresa, a un imprenditore artigiano, a un commerciante, commerciante di un certo genere, che dice vado, ti chiede consiglio, dice vado o non vado, che cosa vi sentite in questo preciso momento con le proiezioni che ci sono e con le aspettative di dire? Ma è una scelta effettivamente molto delicata e che va valutata caso per caso e con estrema attenzione, nel senso che bisogna valutare se l'impresa, se l'azienda ha le risorse ed è una tipologia di impresa con un prodotto che possa essere anche effettivamente delocalizzato e in che paesi, perché è diverso è produrre in paesi che hanno un basso costo della manodopera, ma che evidentemente, il che evidentemente comporta altri tipi di problemi, tra cui appunto spesso una scarsa qualità, spesso problemi di carattere tecnico, ritardi nelle consegne eccetera, o viceversa di produrre anche in paesi vicini anche della comunità dell'Unione Europea, dove c'è una tassazione effettivamente inferiore, dove c'è una pubblica amministrazione o comunque un apparato burocratico che aiuta invece l'impresa e che non si mette in contrapposizione, ma parte dal presupposto che l'imprenditore dà lavoro, che l'imprenditore dà ricchezza al paese e che il commerciante o l'artigiano, che quindi sono una risorsa che va aiutata, che va supportata e che quindi va in qualsiasi modo tutelata, garantita, pur nel rispetto evidentemente delle normative. Ma questo evidentemente consente anche di lavorare con una maggior serenità, con una maggior tranquillità e in condizioni che sono più agevoli per l'imprenditore, per cui in alcuni casi evidentemente può essere una scelta vincente, ma in un momento così particolare, così difficile, dove il futuro è comunque ancora incerto, deve essere una scelta valutata caso per caso con grande attenzione, quindi non possiamo pensare di farci attrarre da una chimera che poi resta tale con costi elevatissimi per l'imprenditore, perché dobbiamo pensare ai costi, non solo ai costi diretti, ma anche a tutti i costi che sono necessari per poi gestire la situazione, per essere presenti in loco, per esternalizzare poi determinate persone che magari sono risorse chiave anche per l'azienda qui in Italia, e quindi è una valutazione che va fatta caso per caso. Viceversa, noi spesso consigliamo di valutare anche delle aggregazioni tra imprese Famosi reti di impresa. Le famose, esattamente, reti di impresa. Che però non sono sempre piaciute all'imprenditore, perché perdi l'identità, perdi la tua autonomia. Sì, insomma, questa è una caratteristica molto italiana, anche molto radicata nel nord-est, perché dicevamo proprio in un recente convegno che abbiamo organizzato qualche giorno fa con la rappresentanza sia del sistema bancario creditizio che della Camera di Commercio, di tutta una serie di soggetti che appunto che sono a fondamento, diciamo così, della consulenza e dell'assistenza alle imprese, che l'imprenditore italiano è più portato ad avere una quota di un'azienda che vale €1 piuttosto che 10 quote di un'azienda che vale €1.000.000. Questo vuol dire sostanzialmente che l'imprenditore italiano si identifica spesso con la propria azienda e può essere un bene, ma non sempre lo è. Nel senso che noi dobbiamo pensare che anche le dimensioni in questo momento, in questi anni contano, e quindi il fatto di essere troppo piccoli o non sufficientemente strutturati può essere un grosso limite. Il che significa che i famosi cosiddetti contratti di rete, che sono dei contratti che permettono un'aggregazione tra le imprese ma senza spersonalizzare le singole realtà, potrebbero essere un elemento importante proprio per cercare di dare competitività, di consentire un apporto di varie realtà con le relative peculiarità, caratteristiche che possono essere nel settore commerciale, possono essere nel settore produttivo, possono essere nella ricerca e nello sviluppo, che è assolutamente fondamentale in questi anni, e che quindi diciamo potrebbero consentire appunto agli imprenditori, agli artigiani e anche ai commercianti in taluni casi, o addirittura anche in agricoltura, di appunto raggiungere delle dimensioni e una struttura che sia competitiva, che sia sufficientemente sufficiente per appunto anche affrontare i mercati esteri, i paesi emergenti eccetera, senza però perdere la propria personalità, la propria individualità. Questo sempre se si riesce a fare un salto culturale
che deve essere quello di capire che non è necessariamente detto che proprio si perda la propria identità, ma che si mettono assieme delle risorse per poi poter competere meglio con questo deve essere ben chiaro, effettivamente. Sì, ma ci sono, ricordo per esempio che ci sono in Germania i 3 più grandi produttori di rubinetteria che nel mercato russo, ad esempio, utilizzano tutte le stesse strutture distributive, stesse strutture di assistenza, eccetera, con costi che sono enormemente ridotti rispetto ad avere una struttura per ogni evidentemente azienda. Sono aziende strutturate che hanno deciso, fatto una scelta importante e che sono riuscite appunto a gestire un tipo di distribuzione e di assistenza di questo genere che ha consentito appunto dei risultati veramente molto soddisfacenti. Ma un esempio concreto, questo è un esempio realizzato. Sì. Effettivo e concreto che sarebbe attuabile o che si è attuato con successo? Ci sono varie realtà appunto di questo tipo, nel senso che sappiamo che l'imprenditore italiano ad esempio investe, proprio forse perché ha anche poca possibilità, cioè poca disponibilità in questo momento, investe molto poco in ricerca e sviluppo. Viceversa, ed è sicuramente l'Italia è uno dei paesi europei in cui la ricerca privata pesa meno in termini di bilancio, in termini di costi delle aziende. Ma perché non ci crede? Perché probabilmente un po' l'uno e un po' l'altro, perché probabilmente non abbiamo una propensione anche appunto a uno sviluppo delle tecnologie, ma siamo più propensi probabilmente a investire sul Made in Italy, quindi sulla che non moda, ha tutele peraltro. Esatto, che è poco tutelato e che quindi poi ci espone anche alla concorrenza di paesi che evidentemente il Made in Italy al Made in Italy neanche si possono avvicinare, e quindi un po' per questo motivo e un po' perché i bilanci sono molto asciutti in questo momento, perché l'imprenditore ha capito che se vuole sopravvivere o pensa di poter sopravvivere solo tagliando i costi, riducendo i costi. Bravissimo, questa è un po' una tendenza abbastanza diffusa e dilagante, che porta alla morte totale delle aziende, quindi è una miopia che secondo me viene in qualche modo lasciata tale per una deliberata volontà, cioè c'è la volontà che queste aziende piccole muoiono perché sono un vecchio cordone ombelicale che va tagliato, va portata nuova linfa, cioè multinazionali vanno portate nel nostro paese che ci devono risucchiare tutto, questo è un dato di fatto e conseguentemente questa miopia viene tenuta, quindi non ti do gli occhiali, non ti do le lenti per svegliarti perché mi va bene che tu sia miope in questo, e l'imprenditore è cascato a questo abbocco e continua nella strada di questo tipo. Riuscite voi alla luce di dati che vengono forniti in generale, che avete a disposizione, ad illuminare d'immenso gli imprenditori, cioè la cosiddetta riscossa dei piccoli in vari modi, voi con reti d'impresa, voi con altre metodiche, proprio per depauperare un paese, perché una volta che questo paese è completamente perduto, risorse umane perché se ne sono andate via, risorse tecnologiche, risorse di made in che non viene tutelato, e anche lì, io dico, riflettete perché non viene tutelato, dovrebbe essere stata la prima cosa, vuoi salvare un paese, tu fai un marchio di qualità e invece no, e quindi perché? Perché va, il nostro Presidente del Consiglio continua a ripetere, ma dovrebbe aprire l'immenso, perché va in paesi in via di sviluppo a offrire l'Italia? E caspita, una volta che ti entra un colosso multinazionale dentro, abbiamo visto con la grande distribuzione, ti fa morire tutti i piccoli. Se la nostra ricchezza è stata fino a ieri quella dei piccoli, non dico piccolo fine a se stesso, ma piccolo aggregato, dagli possibilità di vivere, se no diventiamo tutti dipendenti, timbriamo tutti il cartellino della grande azienda, come i cinesi, diventiamo noi cinesi, i cinesi ci copiano in tutto e noi diventiamo cinesi perché ci vogliono far diventare cinesi. Ci veniamo colonizzati. Esatto, diventiamo colonizzati per volontà delle banche, insomma mi sembra un po' un paradosso. Però questa è la situazione. Voi riuscite in questo, all'apertura degli occhi, delle orecchie, delle... Direi di sì, nel senso che vedo una sensibilità degli imprenditori in questo senso. Sicuramente hanno capito gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani che se non si evolvono sono destinati sostanzialmente a scomparire, e questo evidentemente non è pensabile. Indubbiamente è la globalizzazione e una volontà, ritengo anche politica comunque nazionale, è quella o è stata quella di privilegiare la grande distribuzione, di privilegiare i grandi gruppi industriali, e questo ha portato e comporta dei problemi evidentemente molto seri per le piccole e medie imprese, che sono peraltro il tessuto produttivo e la linfa vitale del nostro paese.
L'imprenditore tuttavia, che è sempre in alcuni casi è molto sensibile appunto anche al cambiamento, fortunatamente è molto attento, sta capendo che il modo di fare impresa di un tempo è finito, è cessato, e quindi bisogna sostanzialmente evolversi, bisogna cambiare, bisogna specializzarsi, bisogna crescere, il che non significa solo una crescita dimensionale, ma significa avere una struttura efficiente, avere un controllo della gestione, quindi un controllo di gestione in senso ampio, per cui io devo capire esattamente quanto costano i miei prodotti, cosa che non tutti gli imprenditori sanno o sapevano, perché ci trovavamo in un discorso competitor. Certo, perché io devo capire dove guadagno, dove sostanzialmente invece sono in perdita, perché gli imprenditori, soprattutto del nord-est, hanno sempre avuto prodotti di altissima qualità, sono sempre stati grandissimi lavoratori, hanno sempre portato avanti e anche esportato in paesi vicini e lontani i loro prodotti, che sono prodotti di nicchia spesso e volentieri, però hanno avuto una scarsa probabilmente attenzione a quella che è il controllo della qualità, il controllo dell'azienda inteso in senso ampio, dove in questo momento io non posso prescindere da una verifica della situazione contabile, della situazione fiscale, ma non solo, ma un controllo dei costi di produzione, a un controllo di tutta quella che è la mia struttura aziendale, e quindi non è solamente o non è indispensabile avere una struttura grande, imponente, ma è importante che l'imprenditore capisca dove sta andando, dove vuole andare. In questo stiamo cercando appunto di fare una politica di sensibilizzazione importante, proprio perché facendo un cammino, un percorso di crescita con gli imprenditori, con gli artigiani, con i commercianti, in modo da portarli ad avere delle gestioni che siano il più possibile efficienti, il più possibile competitive, snelle sicuramente, quindi non gravate da costi inutili, perché nessuno si può permettere più, nessun paese si può permettere più costi inutili, men che meno le imprese, ma che mantengano la qualità del prodotto, che mantengano e che investano soprattutto in tecnologia, in innovazione, anche se indubbiamente questo risulta particolarmente difficile in un momento in cui il credito non è di fatto quasi inesistente, perché sappiamo perfettamente che le banche in questo momento erogano con grande difficoltà i finanziamenti alle aziende, e questo evidentemente non mette in moto un circolo virtuoso che invece sarebbe dovrebbe essere importante. A questo proposito, le banche, altro aspetto, altra nota delicatissima, dolente. Le banche da un lato, se interpellate direttamente, mi è capitato di parlare diverse volte con direttori generali, dicono no, noi facciamo aperture, è che gli imprenditori non danno nessun tipo di idea, di progetto, proprio fine a se stesso interessante, perché alla fine si valuta su progetti, su qualcosa di scritto, eccetera. Ma sostanzialmente l'imprenditore dice no, tu hai un progetto anche vecchio che è andato bene, hai la commessa pronta per la quale io ho tot forniture da fare, mi occorre una base di partenza, quindi del liquido, e non te la do. Esatto, e tu mi dici no, per cui alla fin fine c'è poco da fare. E le banche non si fidano neanche di clienti che sono stati storici, straordinari, eccetera, per cui hanno poco un po' da parlare, cioè non ci si fida delle banche nemmeno di quel che dicono. Voi avete provato a interagire, senza dubbio vi sarà capitato, con la banca direttamente. Che tipo di atteggiamento hanno le banche? Sì, noi abbiamo fatto peraltro anche delle convenzioni proprio finalizzate all'erogazione del credito con banche anche primarie a livello locale e a livello nazionale. Il riscontro dal punto di vista dell'istituto di credito è sicuramente molto buono. Nella sostanza tuttavia le difficoltà esistono, nel senso che le banche si dichiarano disponibili effettivamente a erogare finanziamenti a chi se li merita, si tratta di capire poi in realtà chi effettivamente se li meriti, perché a parole appunto ci garantiscono il massimo appoggio ai clienti, agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani eccetera, e anche agli stessi professionisti. Tuttavia in questo momento sappiamo che la crisi del sistema bancario è molto pesante, molto grave, e di conseguenza non c'è la liquidità, perché tutte le Ma se hanno ricevuto soldi? Le manovre in realtà gli unici che hanno ricevuto soldi sono state le banche. Centinaia di miliardi di euro per la verità, però questi sono stati utilizzati per far fronte alle esposizioni che
le banche avevano nei confronti del sistema, e quindi a coprire perdite pregresse, a coprire insolvenze su mutui eccetera eccetera, e di conseguenza e non certo a erogare nuova finanza. Peraltro anche il costo del denaro sta diventando molto pesante per l'imprenditore, perché abbiamo il famigerato e tanto vituperato spread che tutti ormai conosciamo, perché quotidianamente ci viene proposto, sta diventando molto elevato, quindi il costo del denaro per chi vuole iniziare un'attività o la vuole proseguire è diventato molto pesante, incide pesantemente sui bilanci, quindi su bilanci o su situazioni che sono già difficili di per sé. Questo evidentemente è un altro elemento di grande preoccupazione, di grande difficoltà. Interrompo un attimo, vediamo la pubblicità, pochi secondi, vediamo anche i messaggi che arrivano, che dicono che sostanzialmente è la colpa dei politici, tanti politici di opposizione oppure favorevoli, insomma, che c'è il problema là, non è solo là comunque, e non serve astenersi dal voto per risolvere i problemi, perché poi alla fine una grandissima astensione farà parlare qualche giorno, chi decide sono i pochi che poi vanno a votare. Si tratta di andare a votare con una consapevolezza, alla luce di dire poi chi è l'alternativa, chi risolve questi problemi, quello apriamo un grande, alziamo le mani al cielo, però non certo restando a casa che si risolvono i problemi, anzi bisognerebbe che ognuno si desse da fare nel proprio piccolo, esatto, a risolvere. Pubblicità, poi torniamo insieme. Di cosa voglia dire? Eccoci qua. Allora, l'altro aspetto che è sottolineato più volte da chi è imprenditore, chi spera di fare impresa, i giovani poi che ci provano a mettere il dito dentro, poi purtroppo molti desistono, è quello della burocrazia eccessiva, a cui dovete far fronte anche voi, tra l'altro. È mai possibile, è mai possibile. Da un lato si parla di un SRL con €1, ma viene da sorridere, e dall'altro, adesso vediamo il messaggio che è arrivato, si parla sempre di crescere, evolvere, specializzarsi e quant'altro, però non se ne parla di dire in che senso. Qui si deve andare all'estero per sopravvivere. Sì, infatti specializzarsi, infatti tutte queste parole, però poi ti scontri con la realtà che è fatta, che è molto complessa. Io continuavo il discorso della burocrazia, è un limite, perché quando parlo con imprenditori e non, è assurdo, dovrebbero fare il decreto semplificazioni, non hanno semplificato assolutamente niente, ma niente di niente. Sono anni che parliamo di semplificazioni, in realtà il sistema è sempre più complesso, questo è indiscutibile. Gli imprenditori, i professionisti, gli artigiani, i commercianti, gli stessi dipendenti hanno tutte le ragioni, ritengo, a lamentarsi, e noi stessi spesso ci scontriamo, anzi quotidianamente ci scontriamo con questa complessità che è veramente eccessiva. È una complessità che è dovuta a svariati fattori, un fattore culturale che è quello che gli italiani sono difficili un po' da ingabbiare e da condurre in binari che portino verso una correttezza e anche un modo di comportarsi che sia etico e che sia comunque rispettoso di quello che è il bene pubblico, il bene comune. E quindi indubbiamente è corretto combattere l'evasione, è assolutamente necessario, anche se sta diventando, diciamo, anche questa una moda, perché poi ci sono tantissimi imprenditori, tantissimi commercianti, tantissimi artigiani come i professionisti che rispettano le regole, che pagano e che soffrono di questa gravosità sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista anche e soprattutto forse amministrativo. La complessità è eccessiva, il fisco ormai la fa da padrone, per cui tantissimi adempimenti vengono messi in cantiere solamente per garantire all'amministrazione finanziaria dei poteri di controllo o comunque delle possibilità di controllo che ingessano, se vogliamo, anche l'imprenditore e anche il cittadino, e quindi sicuramente una semplificazione è assolutamente necessaria. Bisogna nel contempo che il sistema paese funzioni. Non possiamo pensare di avere dei tribunali che sono invasi da decine di migliaia di cause, per cui se hai un credito e lo devi recuperare devi aspettare anni. Bisogna che la giustizia sia assolutamente
veloce, che risponda alle esigenze dei tempi, che sono quelle di tempi molto rapidi, per cui ti deve essere riconosciuto un diritto se ce l'hai, perché altrimenti un imprenditore o comunque un qualsiasi soggetto straniero non è pensabile che venga a investire in Italia. Alle volte penso e parlo con i colleghi della Francia o della Germania, dove ci sono poche migliaia di avvocati a fronte delle centinaia di migliaia che abbiamo in Italia, e una causa ha delle durate brevissime. Se pensiamo solo a questo, per non parlare degli Stati Uniti, evidentemente capiamo che non possiamo competere con questi paesi da questo punto di vista. Quindi siamo tagliati fuori. Siamo tagliati fuori perché un imprenditore o un cittadino di uno di questi paesi viene in Italia e non riesce nemmeno a capire come sia possibile una cosa del genere. No, ma io tante volte mi trovo all'estero a parlare con paesi che sono definiti del terzo mondo, che secondo me ormai non lo sono più, siamo noi terzo mondo e loro sono primo, perché anche questo è un dato di fatto, dove quando io parlo della tassazione che esiste da noi, delle difficoltà burocratiche, di tutti questi problemi, anche nelle cose più stupide, restano allibiti, certo. Non ci credono, ma veramente non ci credono, no, e devi spiegargli, non c'è neanche la razza, ma perché viene fatto questo? Non esiste, cioè, noi siamo invece ormai talmente incardinati in qualcosa di complesso che è inimmaginabile che un'impresa che nasce in una cosa molto semplice, lineare, voglia prendere piede qui, ma rendiamoci conto. È impensabile sotto certi aspetti. Io ho collaborato nel redigere il Doing Business, che è la ricerca che ogni anno la Banca Mondiale fa appunto per vedere la competitività di diversi paesi, e effettivamente abbiamo verificato come ci fossero paesi dell'Africa equatoriale che avevano una giustizia, che hanno una giustizia che funziona meglio della nostra, che hanno un sistema fiscale che è estremamente più semplice del nostro, e non parlo appunto solo dell'Australia, dove già 10-15 anni fa o anche di altri paesi il contribuente veniva recapitata la propria dichiarazione già compilata e con l'assegno, con il rimborso delle imposte piuttosto che l'importo da versare. Quindi è impensabile che un cittadino di questi paesi venga in Italia e debba assumere uno stuolo di professionisti che sono tenuti a spiegargli tutti questi adempimenti, che sono ormai veramente gravosi e veramente pesanti. Quindi noi anche come categoria abbiamo tutto l'interesse, tutta l'intenzione a cercare di snellire tutte queste procedure, tutti questi balzelli che alla fine rendono difficile la vita ai cittadini, agli imprenditori, ai commercianti, ai professionisti, eccetera. E viceversa quello di fare una consulenza che sia strategica, che sia appunto finalizzata a gestire un'azienda correttamente e a poter portare avanti il business, che evidentemente deve essere l'obiettivo, e quindi con risultati. Un'altra cosa, siamo arrivati al termine, non possiamo fare nessun tipo di osservazione. No, dicevo, c'è un altro problema che è quello della corruzione, che ormai non si può dire, perché in altri paesi c'è la corruzione, qua da noi sta emergendo con una corruzione dilagante a tutti i livelli. Certo. Una battuta, però, se il nostro governo, la maggior parte in Consiglio eccetera, è formato da professionisti, da avvocati e da commercialisti per lo più, sembra quasi che le leggi vengano fatte e approvate proprio per agevolare la categoria che altrimenti non avrebbe ragione d'essere. Certo. Diciamo che più che altro il governo ormai è fatto solo da professori universitari che... il governo però dentro il Parlamento, sì, ma Parlamento. Sicuramente è che purtroppo il sistema ormai riproduce se stesso, nel senso che per cercare di dare delle regole che siano valide per tutti se ne impongono talmente tante, talmente complesse, spesso anche non correttamente formulate, che rendono di fatto la vita difficile a tutti e anche agli stessi operatori, che evidentemente hanno una serie di adempimenti che sono pressoché infiniti, per cui ormai l'amministrazione non conserva più i documenti, l'amministrazione, voglio dire, chiede ai cittadini, chiede ai professionisti che gli vengano forniti tutti i dati, però alla fine, voglio dire, sta scaricando i costi di questa gestione sul professionista, sul cittadino, sui contribuenti in generale, perché di fatto questo finisce che tra un po' anche la famiglia dovrebbe avere un dipendente, certo, per poter mantenere la contabilità e quant'altro. Quindi la semplificazione è assolutamente necessaria e deve essere un percorso a cui non possiamo sottrarci. Benissimo, siamo arrivati al termine, magari terremo anche aggiornati i nostri telespettatori se verrà fatta qualche azione da parte dell'ordine dei datori commercialisti e esperti contabili per ottenere qualche semplificazione che semplifichi la vita dei loro naturalmente clienti, che vuol dire di tutti quanti i cittadini. Io vi ringrazio il nostro ospite di essere intervenuta, voi di aver partecipato con i vostri messaggi, naturalmente ci rivediamo domani.